Io sono Cesare Augusto Prezzi, sono del Rio Grande do Sul, una ottava provincia veneta all'estero. Siamo 1,5 milioni di oriundi veneti, 3 milioni di italiani, tra una popolazione di 10 milioni di abitanti. È veramente un posto unico al mondo perché lì i veneti sono stati pionieri. Hanno riprodotto praticamente tutto il territorio che c'è qua in Veneto, i capitei, le cappelle, le case. Si mantiene tantissimo ancora la lingua che è praticamente il 60% dei dialetti veneti, il Talian, che è stato riconosciuto come la seconda lingua in Brasile. Quindi lingua e cultura veneta ancora molto presenti in Rio Grande do Sul. Realizzate dei progetti, delle attività per mantenere vive queste realtà? Sicuramente il Rio Grande è uno dei paesi al mondo dove si è prodotto negli ultimi 30 anni, dopo i 100 anni di immigrazione che è stato commemorato nel 1975, più di 4 o 5 mila ricerche e libri, molti di questi pubblicati attraverso il frate Rovilio Costa, cappuccino, e poi abbiamo, immagina, oggi 260 sindaci hanno un cognome veneto o triveneto, tra 500 comuni in Rio Grande. I nostri nonni hanno avuto la capacità di lavoro di trasformare questo territorio che oggi è il principale produttore di vino e di mobile, e la zona industriale, tutta la zona che comprende il Rio Grande, poi Santa Catarina, Paraná e un pezzo di San Paolo, è veramente la zona di trasformazione culturale e economica dal Brasile portata con il fenomeno immigratorio. Il Leone di San Marco è una sintesi dalla Repubblica di Venezia, delle 7 province. Noi abbiamo avuto la soddisfazione negli ultimi 10 anni di realizzare un progetto bellissimo che è denominato Leoni nelle piazze, e abbiamo acquistato qua da un importante scultore di Chiampo, Vicenza, 5 leoni che sono stati messi in comuni di importanza geografica e che hanno un riconoscimento storico anche dal Ministero della Cultura del Brasile. Queste iniziative che hanno la capacità di togliere l'oceano che c'è in mezzo, l'Atlantico che c'è in mezzo. Siamo riusciti a collegare un'altra volta i fratelli, i cugini, le nostre associazioni e famiglie.